Buongiorno, un saluto particolare a chi ci sta ascoltando e anche vedendo. Oggi abbiamo un'occasione molto ghiotta perché un eccellente, uno straordinario compositore, maestro, tra l'altro delle nostre zone, quindi del nord-est, ambito Treviso e dintorni, ed è il maestro Battista Pradal. È un personaggio notevole perché è già stato comunque premiato in molti concorsi nazionali e internazionali, in Italia, all'estero, in Francia, negli Stati Uniti, in Lituania, e poi naturalmente premiato anche per la sua attività artistica. Nel 2016 ricordo che sotto la presidenza di Nicola Ardolino è stato premiato dall'ASAC nel 2016 per la musica corale. Ecco, l'attività artistica passa da coro e orchestra, quindi fondati da lui, dal titolo In Musica Gaudium, un ensemble con il quale svolge sempre un'intensa attività concertistica. Poi altri organici come il Cantate Domino di Gaglierini e Treviso, poi è direttore artistico anche della scuola di musica Opitergium, fondata dai Visentin di Oderzo, e poi insegna anche musica, pianoforte e in genere e composizione nella scuola Santa Cecilia di Portogruaro. Allora, abbiamo con noi il maestro Pradal. Grazie per questo invito, mi fa molto piacere essere qui con te e parlare un po' insomma di musica. Certo, siamo onorati noi, va bene, di questa tua presenza, perché magari ecco, tu sei molto schivo, va bene, nel mondo musicale, però ecco, quello che parla sono le tue opere, le tue composizioni, i tuoi premi, va bene. Ti posso ricordare semplicemente che prima del coronavirus stavo allestendo con il mio coro un'opera segnalata a un concorso ad Arezzo, che è il Dulce Lignum, va bene, che quando l'ho letto me ne sono interessato subito, vediamo, dico, poi ha questa presenza sonora che serve per un momento di passione, va bene, quindi diventa quasi anche per certi versi una sonorità un po', va bene, che crea meditazione. Ma ecco. Grazie, intanto questo mi fa molto piacere perché è un brano che amo molto, non è di facile esecuzione, però appunto è legato un po' anche al concorso Guido d'Arezzo, così, per questa segnalazione, ma al di là di questo comunque è un brano che amo un po' per la sonorità e anche per il messaggio profondo anche di fede, insomma, no? Certo. Che vuole trasmettere. Perché in effetti come può essere dolce il legno? Non è dolce, no, è dolce l'amore di Cristo, no? Certo, attraverso il legno. Dall'inno Crux Fidelis, quindi esatto. E quindi c'è il collegamento col canto gregoriano, insomma, certo. Un po' di cose. Ecco, ma proprio entrando nel merito delle tue composizioni, magari ci dai una panoramica di riflessione, eccetera, e di consapevolezza, perché ecco, l'autore è sempre importante quando si approccia a una sua composizione. Ma notare un po' quali sono le tue scelte di stile che adotti nel comporre per coro. Ecco, magari fermiamoci un pochettino su questo argomento qua, poi possiamo passare ad altri anche. Certo, volentieri. Non è mai facile parlare di sé e delle scelte che si fanno, però proverò a dire un pochino, diciamo, la partenza, come può essere, cos'è che anima e cosa fa nascere un po' un brano musicale in questo periodo, nel nostro periodo, in cui viviamo, che è un'epoca, possiamo dire, postmoderna, no? E questo postmoderno forse è qualcosa anche che ci libera anche da tanti pregiudizi un pochettino che ci sono stati anche nello scorso secolo.
non che io sia un conservatore assolutamente, anzi cerco di avere una mentalità il più possibile aperta, però diciamo non mi piace andare a senso unico. E quindi la musica forse per un certo periodo è andata un po' a senso unico e diciamo in questo, ecco, la musica corale è stata maestra anche degli autori contemporanei, perché invece ha dimostrato sempre una grande libertà, anche stilisticamente parlando. E questo forse è proprio l'arma vincente della coralità, che probabilmente adesso sta trasmettendo anche alla musica strumentale. Diciamo che sicuramente nella musica, non per essere sentimentalisti, ma non può mancare il cuore, no? E certa musica purtroppo che si può anche amare come un gioco, come una provocazione, eccetera, però sembra che questo cuore a volte sia diciamo stato un po' sottratto, no? Per cui partendo da questo presupposto è chiaro che io penso che il compositore, o parlando insomma di me, ho cercato intanto di prepararmi, ovviamente, di avere una buona preparazione e in questo sono stato fortunato perché ho avuto anche dei maestri molto validi come per esempio Daniele Zanettovic e anche altri. E diciamo da questa preparazione però si parte, cioè, la preparazione è solo una partenza perché poi bisogna comunque inventarsi per ogni brano forse qualcosa di nuovo e questa è un po' la sfida, no? Appunto tendendo a non escludere nulla forse, cioè anche a livello di linguaggi, di stili, a me piace lavorare con materiali diversi, materiali del passato, arcaici, medievali, modaleggianti, ma anche moderni ovviamente, ma anche con l'armonia tonale. Però ecco, ogni volta che utilizzo comunque un certo tipo di linguaggio, di stile, cerco sempre di personalizzarlo. Cioè, io dico anche ai ragazzi quando insegno, è molto importante imparare le regole per poi sapere anche disattenderle, anche come provocazione, come gioco, no? Però per creare anche delle sonorità nuove. Ecco, questo è un po' il principio che mi ispira. Quindi, anche se scrivo tonalmente, ovviamente può essere interessante, può essere bello, però cerco di farlo un po' a modo mio, insomma, anche a livello di armonia o di contrappunto, sempre cercando di legarlo anche a una certa modernità. Ovviamente questo non è facile, si fanno anche dei tentativi, delle prove, no? Così mi piace anche fare questo esempio, un po' parlando della musica contemporanea, anche corale, che così la paragono un po' agli ombrelloni nella spiaggia libera, no? Che sono tutti colorati, sono tutti diversi, no? Però creano comunque delle simmetrie, creano delle macchie, no? E può essere bello quando la spiaggia è piena, ma anche quando è semivuota, quando ci sono poche note, che però possono dire molto, no? E quindi ecco, invece la spiaggia, quella tutta bella con gli ombrelloni tutti uguali, tutti simmetrici, quella sinceramente mi interessa un po' meno, no? Penso che da questa asimmetria, da questi colori, possano venire fuori delle cose interessanti. La creatività che stai dicendo, cioè il saper cogliere bene, le ispirazioni bene, e i diversi colori della musica, va bene, però regolata da una estrema disciplina, è questo che ritrovo nelle tue composizioni. Quindi è una disciplina mentale, perché poi il testo stesso che ti provoca, va bene, ti dà un suggerimento e l'affetto che tiri fuori dai suoni è proprio dettato dal testo, ma dentro c'è un ordine. Ecco, va bene, nell'ordine tu trovi il colore, la scelta, l'organico, la forma, lo stile, eccetera. Vero? No, verissimo, ti ringrazio per quello che hai detto, no, è estremamente vero. Anche il testo è importantissimo, assolutamente. Anche la lingua, per esempio, in cui è scritto il testo, no, suggerisce poi già tante cose. Infatti, ecco, riguardo al testo, per esempio, mi sento di dire anche che di ringraziare un po' anche i poeti, che a volte vengono un po' dimenticati, perché è grazie ai poeti se poi è stata scritta tanta bella musica anche dai compositori, no? E anche questo è importante. Comunque,
tornando al discorso, in effetti non si può prescindere dal testo. Sono assolutamente fedele a Monteverdi, no? Che diceva la musica sia serva dell'orazione, no? E questo è fondamentale per l'espressività e proprio per la resa del testo, che è legato ovviamente alla musica, no? Quindi anche il discorso che dicevi dell'ordine, la coerenza, questa mi è stata insegnata e ci tengo molto, a meno che non sia disattesa fin da principio. No, per esempio, uno degli ultimi pezzi che ho scritto per pianoforte si intitola Free Mix, un misto libero, un fritto misto, insomma, È il no? titolo che ti Sì. concede. Ecco, esatto, a quel punto lì ho giocato un pochino accostando cose completamente diverse, ma però a un livello ironico, per esempio, in questo caso, no? Quindi, in effetti, la scelta del testo è importante, perché, ecco, per esempio, ho scelto insomma, diversi testi di Emily Dickinson, la poetessa americana, no? Che mi piace molto, anche per la sua vita un po' così particolare. E devo dire che già quei versi suggeriscono un certo tipo di ambientazione, no? È veramente è particolare come già la parola suggerisca già un pochino la musica in un certo modo, diciamo. No? E quindi ti ringrazio per quello che hai detto, perché è una cosa in cui credo molto. Certo, ecco, siccome la tua musica diciamo, è prevalentemente diciamo, a servizio delle voci, o meglio, usi le voci, va bene, che ti aiutano, voci naturalmente e anche strumenti, però ecco, c'è una predilezione per la musica vocale, la musica corale. Ecco, quando tu sei chiamato così o conosci un coro che sta producendo una tua opera, va bene, e sei chiamato anche a collaborare con questo organico, con questo maestro, con questo coro, per allestirlo, va bene, qual è il tuo rapporto, va bene, come ti poni nei confronti di un coro che magari ha un aspetto diciamo, di amatorialità, ma non è così professionale, diciamo, ecco. La differenza che trovi tra questi rapporti con cori italiani, e visto che hai lavorato anche all'estero, e con cori stranieri, va bene, nell'allestimento di tue opere e di tue composizioni. Magari prova a dirci, perché ci interessa un po' bene, questa differenza di mondi, perché sono più colti, però... Beh, anche questo è fondamentale, quindi la collaborazione fra compositore ed esecutore. Naturalmente se questa è gradita, perché io ho notato anche che a volte anche certi direttori non amano poi confrontarsi troppo, e io rispetto questa scelta, no? Perché fra l'altro anche il direttore poi ci mette del suo, e quindi magari tira fuori anche degli aspetti che io manco avevo pensato, comunque valorizza certi passaggi, no? Quindi non sono quel compositore che vuol star sopra e dettare una certa esecuzione di un certo tipo a tutti i costi, assolutamente no, mi piace molto anche la libertà, certo fatta con intelligenza, del direttore. Certamente quando ho avuto occasione di collaborare con i direttori, così è sempre stata una cosa entusiasmante. Se addirittura poi c'è stata la commissione, di più ancora, perché per esempio scrivere un brano già un po' confezionandolo, conoscendo il tipo di coro, le possibilità delle voci, anche i limiti se vogliamo, perché a volte i limiti diventano anche qualcosa esatto, sono preziosi, di positivo, no? A livello di sonorità, per esempio. E quindi sì, mi è sempre piaciuto, insomma, anche dal punto di vista umano, la collaborazione, e poi conoscere il coro, vedere i volti, essere lì vicino di chi canta, è qualcosa di emozionante, parlare con loro, no? Trasmettere qualcosa. Quindi, ecco, questo forse anche dalle nostre parti, ma non si fa ancora tantissimo, perché a volte si ha forse un po' di diffidenza, non capisco bene perché in realtà penso che le buone intenzioni siano da parte di tutti. È la gelosia dei direttori che non vogliono che il compositore metta mano sui loro poteri, ecco, è questo che
Può essere, potrei magari lo siamo un po' tutti immaginare. forse, no? Anche questo, certo, sono delle cose che sono anche riservate, particolari, certe dinamiche sono importanti, insomma, anche a livello psicologico, no? Fra direttore e coristi, qui sono cose delicate effettivamente, però ecco, se posso fare un invito anche ai direttori di collaborare anche con i compositori contemporanei, parlando con loro, anche scambiandosi opinioni, eccetera, e penso che sia positivo per la crescita proprio della coralità. Come no? No? E anche perché, dobbiamo essere sinceri, il pubblico comunque ama la musica contemporanea, lo dimostra, no? Anche nei concerti, effettivamente. Naturalmente con il massimo rispetto per la musica antica, che è qualcosa di inarrivabile, di straordinario, se pensiamo al Rinascimento, ovviamente, no? Ai nostri grandi autori, però anche la musica contemporanea, magari nell'ottica di una certa varietà, è molto apprezzata dal pubblico. Certo. Beh, diciamo che ormai hanno invaso, diciamo che tra i compositori italiani, tra cui ti annovero, tra i migliori compositori italiani, va bene? Grazie. No, ma sono verità. Speriamo, non lo so, ma ci proviamo. Trovo delle differenze, diciamo, di forma molto diversificate, va bene, tra i compositori italiani e quelli stranieri, quelli d'Oltralpe, che hanno creato una specie di, va bene, di situazione sonora che va sempre a ripetersi, va sempre a sentirsi. Io dico sempre parlando, basta contaminare diciamo, una triade perfetta, andiamo a contaminarla e lì creiamo questa effettistica, va bene, che piace, è epidermica, però a un certo punto, va bene, è sempre la stessa cosa, gira e volta la sesta, la settima o minore o maggiore che sia. Quindi questi contenuti stilistici che sono, diciamo, iperusati, hanno perso, secondo me, il gusto del comporre, per imitazione, per contrappunto. Cioè, queste voci che devono, strumentale o vocale, è la forma, diciamo, che crea dinamismo nella musica. Ecco, è quello che, trovo nei compositori italiani, compreso te naturalmente. Io ho sotto mano quel Dulce Lignum, quindi che, diciamo, dentro ci sono tutte quante queste piccole cose, però c'è contrappunto, c'è imitazione, c'è dialogo tra i vari suoni, tra i vari colori, tra le varie voci. Ecco, questo è importante perché, magari se vuoi approfondire anche questo, perché per noi che facciamo musica con le voci, è importante conoscere, come si comporta un compositore. Assolutamente. Dobbiamo intanto stare attenti sempre anche un po' al sentimentalismo, Certo. no? Che non prevalga. E a volte trovo che un po' questo, cioè mettere tanto zucchero per poi piacere all'ascoltatore. Questo non è così positivo, cioè, anche perché fa sì che il compositore non sia più proprio se stesso poi, no? Ma sia magari che cerchi di fare qualcosa per, ecco, questo a me non piace tantissimo. Dicevi del contrappunto, il contrappunto è fondamentale, assolutamente, nel gioco delle imitazioni, ma non solo, anche i piccoli contrappunti che ci possono essere, no? Spesso anche il contrappunto fa venire delle idee bellissime per l'armonia, è la stessa voce che si muove che ti suggerisce una certa armonia, per esempio. No, quindi, tra l'altro, ecco, anche come insegnante, perché in Italia c'è un po' la tradizione di insegnare tutta l'armonia prima per un bel po', e solo dopo, quando si è fatta tutta l'armonia, si inizia col contrappunto pian pianino. E poi penso che sia sbagliato questo, perché la cosa che, diciamo, l'elemento che apre la mente all'allievo è il contrappunto, che gli insegna come muovere le voci, come anche ritmicamente, come gestire, altrimenti con l'armonia da solo non ce la fa. Certo. E quindi, ecco, mi piace anche quando inizio il corso di armonia, dopo qualche mese già comincio anche un po' di contrappunto e quindi le prime cose. E vedo che questo è molto utile, fa bene anche all'armonia. No? Quindi quello che dici tu è vero, no? Non dobbiamo dimenticare anche la tradizione, che è assolutamente importante, e soprattutto non abusare di certi giochi che magari sono belli effettivamente, però
una volta che sono anche abusati diventano inflazionati a un certo punto, no? Come tutto quanto. Quindi è nella varietà effettivamente che si può avere forse la resa maggiore, no? Fermo restando che può essere che un pezzo abbia una certa caratteristica dove prevale, non so, l'elemento acorale, quindi più accordale, e un altro può essere più contrappuntistico. Però anche se anche quel brano dove magari ci sono questi accordi che così sono più statici, però il contrappunto messo a regola può veramente impreziosire. È No? come Dulce Lignum, per esempio, quando crei delle fasce sonore, però Sì. sotto c'è un canto, il Popule Meus, il Crux Sì. Fidelis e quanto. Cioè, c'è questa contaminazione, ma ha una ragione d'essere, cioè è una finestra aperta verso quel tipo di mondo, quel tipo di stile, che diciamo è una contaminazione tra millenni di storia. Esatto. È questa contrapposizione che è efficace. Che no? è efficace, Sì. però poi dopo c'è una ripresa del linguaggio, del dialogo musicale, che è l'imitazione e contrappunto, quello che infatti c'è quella parte un po' contrappuntistica. Esatto. Sì. E ti volevo chiedere, nel tuo futuro di compositore, il coro maschile che presenza ha? Ma ho scritto qualcosa, non tantissimo, per coro maschile, anche qualcosina su commissione, così, e mi piace. Naturalmente se a volte l'occasione di scrivere è data, come dicevi prima, un po' dal contatto anche con il coro, no? E quindi se c'è questo contatto magari può essere più facile. Purtroppo anche i cori maschili oggi soffrono un pochino del fatto dell'età avanzata, sappiamo insomma tutte queste problematiche, però sarebbe un peccato veramente che andasse un po' a perdersi questo discorso, perché anche il coro maschile ha delle sonorità meravigliose, no? Piene di poesia, e quindi bisogna invitare assolutamente i giovani anche a far parte dei cori maschili, ad entrare senza paura, per portare avanti una tradizione che è importante, e anzi appunto anche per continuare anche con i compositori contemporanei possibilmente, no? Quindi Certo. è una cosa che io mi auguro, insomma. Anche perché per la ricchezza armonica che ha il coro maschile, che ha una possibilità, diciamo, secondo il mio parere, diciamo, è la formazione vocale d'eccellenza anche rispetto al coro misto, cioè per certi aspetti, per certe composizioni, per certe, diciamo, presenze sonore. Per una sorta di purezza, diciamo, anche, no? Bravo, esatto. Proprio perché entra in un ambito armonico che è ben definito, però dal punto di vista dell'armonia, va bene, va molto oltre a quello che è, per esempio, un coro femminile, per dire. Certo. Coro femminile. Dopo si capisce che il coro misto, va bene, somma le due, diciamo, le due eccellenze, va bene, e diciamo, ed è una scelta privilegiata per chi fa coro e orchestra, eccetera. Quindi, ecco, questa è, diciamo, ecco, è una... Comunque, se vuoi segnalarci qualcosa, hai il nostro sito, hai il nostro indirizzo. Grazie. Mandaci delle opere tue e noi provvederemo a diffonderle anche, a farle conoscere, perché in realtà ecco, vale la pena. Ecco, non è che conosciamo, dopo tu hai pubblicato in molti altri paesi d'Europa ed extraeuropei, va bene, quindi è anche difficile andare così a pescare composizioni tue. Io l'ho beccata. Ecco, sai cosa? No, a tal proposito, no, ho un sito in realtà che poi mi sono costruito interamente, mi sono un po' divertito con, non è proprio graficamente all'avanguardia, però diciamo, ci sono comunque i PDF di quasi tutte le composizioni, quindi si possono scaricare facilmente. Sono suddivisi per organico e si trova, insomma. Allora, puoi dirlo anche pubblicamente, il sito è? Sì, è www.battistapradal.com. Ecco, quindi lo conosciamo già, possiamo andare e chiedere, eventualmente cercare quello che è proposto sul sito. Quindi, certo, si possono scaricare liberamente senza problemi. I PDF. Ok. Certo. Maestro, guarda, è stata un'occasione ghiotta per parlare di tante cose importanti che servono a tutti, a chi fa coro e a chi ascolta il coro, perché capire come si fa coro, così si aiuta anche coloro che
ascoltano il coro, anche se Certo. sono, diciamo, non musici, non addentro alla materia, però imparare ad ascoltare, va bene, e anche voler capire come ci si muove all'interno di chi opera nel canto corale. Assolutamente. Guarda, ti ringraziamo infinitamente perché il nostro tempo ci sta per concludere, quindi abbiamo tempi Certo. molto free, ma un free controllato. Ecco, no, sono io che ringrazio te e la vostra No, associazione per il scherzi. lavoro che state facendo, sempre con un grande amore per la coralità e i cori, insomma, penso che questo sia veramente prezioso per tutti noi. È un Ecco. servizio che ci Assolutamente. sentiamo di fare proprio con tutto il cuore. Grazie. Va bene? Grazie, allora buona giornata e buon futuro. Grazie, tanti Grazie, auguri anche a voi, grazie. grazie, grazie. Arrivederci.